Vabbè, allora io inizio. Dunque io, sono, come in tutti questi video già avete sentito, Ilaria Milana, sono una libraia, sono un'imprenditrice, sono una formatrice e con me c'è Giovanni De Carli, sono Innovation Manager accreditato presso il MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e sono imprenditore nel settore dell'ICT. Abbiamo fatto un lunghissimo percorso che ci ha portato fino a quest'ultimo 11° video, per capire come ragionare in termini di innovazione utilizzando il business model Canvas. È arrivato il momento di passare dall'idea di un progetto alla sua messa a terra. E oggi parleremo di un metodo che io chiamo dall'idea all'azione, dall'obiettivo al risultato. Quindi un metodo che rispecchia, io dico 3x3, quindi 9 concetti e criteri fondamentali. I primi sono 3, diciamo, banali segreti per ottenere i risultati. Dico che sono banali perché sono cose che comunque noi facciamo. Forse non facciamo con la necessaria disciplina e determinazione. Il tormentone che io uso sempre è quello di scrivere. Noi dobbiamo scrivere, mettere su carta ciò che abbiamo in testa, perché soltanto scrivendo diamo concretezza a qualcosa che se no rimane nel mondo delle idee. Ecco, il primo passo per passare dalle idee all'azione è mettere l'idea nero su bianco, scriverla. Il secondo passo è quello di visualizzare. Quando ho un'idea, mi do un obiettivo, io in realtà sto andando a definire un posto, un luogo, un momento in cui io mi troverò. Ecco, il mio suggerimento è sempre quello di visualizzare. Visualizzare il luogo, lo spazio, il team con il quale noi saremo una volta che avremo raggiunto l'obiettivo che ci siamo dati. Oltre allo scrivere, il visualizzare dà un grandissimo aiuto. Il terzo concetto fondamentale è quello di semplificare, di eliminare il superfluo. C'è un bellissimo libro, tanto per cambiare, che si chiama Strategia Oceano Blu, che a un certo punto suggerisce di eliminare ciò che non crea realmente valore per il nostro target di riferimento, nel caso specifico, visto che stiamo parlando di modello business e di target di riferimento, oppure di eliminare ciò che non crea grande valore. Tendenzialmente ogni cosa che noi facciamo ha un costo, in termini di denaro, di tempo, di energie mentali, fisiche ed emotive. Ecco, ciò che non è indispensabile, ciò che non dà un contributo sostanziale, fondamentale nella creazione del valore, io lo devo poter eliminare, e ciò che dà un piccolo contributo io devo poterlo ridurre, limare, affinare, semplificare. Ecco, scrivere, visualizzare e semplificare sono elementi fondamentali del successo e della messa a terra, dell'azione. Hai citato il bellissimo libro Oceano Rosso, Oceano Blu, che comunque vi consigliamo, è un vecchio libro di marketing, che vi consigliamo di leggere, che porta un concetto molto importante, che è quello che vi ha anticipato Giovanni, ma dà anche degli esempi per capire di che cosa si intende quando si dice che per innovare a volte basta anche togliere. In questo libro si dice che normalmente le imprese che lavorano in un mercato maturo sono in un oceano rosso e che quindi si fanno la concorrenza principalmente o sul prezzo, per cui abbassando sempre più il prezzo, o sull'implementazione di nuovi servizi allo stesso prezzo. Quindi in sostanza con una diminuzione del margine che resta all'azienda. Ma l'impresa che riesce a individuare un mare blu, cioè un bisogno al quale rispondere in modo nuovo, dove non c'è concorrenza, è un'azienda che a quel punto può lavorare con marginalità diverse, con una tranquillità diversa. Un esempio è quello di Ryanair, per esempio. Certo. Ryanair, prima di Ryanair c'erano le normali compagnie aeree con determinati standard e determinati costi e quindi prezzi. Ryanair ha ragionato su quali parti del servizio che veniva dato dalle normali compagnie aeree poteva essere eliminato per poter poi proporre
il servizio a un costo più basso, per cui hanno diminuito gli spazi dentro i veicoli, hanno eliminato i pasti che normalmente venivano ceduti, hanno scelto aeroporti secondari, quindi hanno abbassato sostanzialmente tutti i costi e con quello hanno generato un nuovo modo di viaggiare, proponendo per l'appunto voli a basso costo e quindi veramente un nuovo modo di Questo sì, viaggiare. qua si Poi può oggi addirittura... a Ryanair si trova di nuovo in un oceano blu, perché poi Certo, viene si può è stato parlare in questo caso copiato. addirittura di rivoluzione più che di Sì. innovazione, perché l'oceano è rosso? Perché l'oceano rosso è quello frequentato dagli squali e quindi il rosso rosso sangue. L'oceano blu è l'oceano dove libero, dove si può creare un proprio modello di business, un proprio mercato e idealmente, sappiamo che poi la realtà è un pochino diversa, ma idealmente privo di concorrenza. Quindi scrivere, visualizzare, semplificare sono 3 regole che adesso noi utilizzeremo nella formalizzazione di questo metodo che abbiamo chiamato per semplificare appunto dall'idea all'azione. Ci sono poi 3 parole chiave, anche in questo caso sono abbastanza scontate per il lavoro che stiamo facendo, e queste 3 parole chiave sono obiettivi, risultati attesi e risultati chiave. Anche in questo caso mi rifaccio a un libro, tanto per cambiare, Strategia OKR, se non ricordo male questo è il titolo, dove vengono richiamati proprio i concetti di risultati chiave e se non ricordo male le 4 regole dell'execution, un libro di Stephen Covey, dell'editore Franklin, mi pare, e lì viene in qualche modo citato il concetto di risultato atteso, oltre a un altro concetto che a me piace moltissimo in riferimento all'obiettivo, lo definisce l'obiettivo selvaggiamente importante. Questa è una mia traduzione dall'inglese, letteralmente selvaggiamente importante, e mi piace insomma come obiettivo, che ha questo concetto di importanza selvaggia. Quindi obiettivi, possibilmente gli obiettivi selvaggiamente importanti, risultati attesi e risultati chiave. Poi andiamo a dettagliare cosa intendiamo noi per risultati attesi. L'ultima tripletta che metto a disposizione, che adesso andiamo a esaminare, e la vediamo anche in questa immagine che vi facciamo vedere, è quello dell'analisi dello stato attuale o della condizione attuale, della definizione del risultato atteso o dello stato atteso, e in mezzo tra i due la progettazione e la pianificazione. Quindi il piano d'azione che ci porta dalla condizione attuale allo stato atteso. Ecco, per dar concretezza al nostro obiettivo dobbiamo mettere insieme questi due e visualizzare il risultato atteso. Qua richiamiamo il concetto di visualizzazione. Però per dar concretezza e per visualizzare questo messaggio andiamo a vedere qualche definizione, qualche immagine. Allora, questa è la definizione che io do di risultato atteso. Risultato atteso è ciò che sarà successo quando avremo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi questa prendetela proprio letteralmente. E qua dico visualizzate. Noi definiamo il nostro obiettivo. L'obiettivo lo dobbiamo scrivere, quindi dobbiamo prendere quella che è un'idea. L'idea l'abbiamo formalizzata sul nostro business model canvas. Dal business model canvas noi possiamo tirare fuori un obiettivo, quindi identifichiamo le aree dove vogliamo innovare, dove vogliamo introdurre innovazione, e andiamo a declinare il nostro obiettivo. E il nostro obiettivo lo decliniamo in maniera specifica, che abbia dentro anche degli elementi che ci consente di fare delle misurazioni, un obiettivo che sia comunque un obiettivo che stimoli, che sia ambizioso in qualche modo, ma che sia anche ragionevole, raggiungibile, che abbia dei riferimenti temporali, quindi noi sappiamo entro quando lo dobbiamo raggiungere. Io dico sempre l'obiettivo deve essere anche ecologico, quindi tenere presente l'ecosistema all'interno del quale noi ci muoviamo, e deve essere riferito a delle responsabilità che noi possiamo prendere, di cui noi possiamo farci carico. Attenzione, l'acronimo di questa sequenza è SMARTER, quindi voi pensate a un obiettivo SMARTER, quindi ancora più SMART, che è specifico, misurabile, ambizioso, ragionevole o raggiungibile,
correlato al tempo, la T di smarter è del tempo, ecologico e correlato a responsabilità che noi possiamo in qualche modo prenderci. Quindi l'obiettivo va scritto. Ecco, il risultato atteso che cos'è? La trascrizione di quello che noi, chiudendo gli occhi, vediamo immaginando di aver centrato l'obiettivo. Io faccio anche un altro esempio molto concreto, veramente per cercare di portarci in quei momenti. Io dico, immaginiamo di essere a fine anno alla cena di Natale del team, siamo tutti insieme e facciamo il brindisi a quello che è successo e raccontiamo il risultato che abbiamo ottenuto, che è poi quello che a inizio anno avevamo declinato come risultato atteso. Ma poi vediamo un esempio? Ma sì, lo vedremo. Ok, perfetto. Quindi abbiamo definito quindi che cos'è il risultato atteso. Lo vogliamo rappresentare? Ecco, vediamolo in questo modo. A me piace rappresentare come la montagna, e poi capirete anche il perché, come la vetta da scalare, dove quando sono ai piedi della montagna, immaginiamoci al campo base, al rifugio, vado a visualizzare, a vedere la cima di quella montagna e dico quello è l'obiettivo che voglio raggiungere. Ecco, il risultato atteso io lo vedo e quindi me lo scrivo, chiudendo gli occhi e visualizzandomi su quella montagna, in genere in cima ad ogni vetta c'è una croce, ecco, ai piedi di quella croce, soddisfatto, gasato per aver raggiunto la cima, quindi col fiato grosso ma il respiro soddisfatto, felice, e mi giro e racconto chi sono in quel momento, dove sono, con chi sono, cosa sto facendo. Ecco, quello è il risultato atteso. È ciò che è successo una volta che ho raggiunto l'obiettivo, quindi sono arrivato in cima. E poi mi giro e guardo i passi intermedi, gli step intermedi che io ho raggiunto e quelli sono i risultati chiave. Quindi per raggiungere la cima dal campo base io ho raggiunto degli step intermedi. Ecco, un'altra cosa interessante, e qua potete googlare, andare su Google e digitare la tecnica dello scalatore, obiettivi tecnica dello scalatore, e voi trovate questa narrazione in cui viene rappresentata la guida alpina o lo scalatore che nel disegnare il tragitto tra il campo base in cui si trova e la vetta che vuole raggiungere, andando a identificare gli step intermedi, quindi i risultati chiave, uno alla volta partendo dall'obiettivo finale. Quindi parte dalla vetta e dice, ecco, io 10 metri fa, un'ora fa ero lì, e poi via via a ritroso per raggiungere il campo base. Ecco, anche questa è una tecnica che ci aiuta a mettere a punto un buon piano d'azione. Quindi il piano d'azione io lo vado a definire passando da quella che è la mia idea a un obiettivo ben formato, specifico, misurabile, ambizioso ma ragionevole e raggiungibile, con degli elementi temporali. Quando faccio le cose, quando accadono certe cose, in maniera ecologica, perché io non devo ovviamente penalizzare nessun elemento dell'ecosistema, se no viene penalizzato l'intero ecosistema e quindi anch'io, e ovviamente l'obiettivo deve essere riferito a qualcosa di cui io posso assumermi la responsabilità, se no è inutile darsi obiettivi dei quali non si può assumersi la responsabilità. Ecco, definito l'obiettivo, lo riformulo sempre in maniera scritta, andando a scrivere esattamente che cosa sarà successo o che cosa è successo nel momento stesso in cui ho raggiunto quell'obiettivo. Ed è molto specifico e descrive esattamente chi sono, con chi sono, dove sono, cosa sto facendo, come sono gli spazi all'interno dei quali mi trovo, quali sono le persone che incontro e cosa sto facendo in quel momento. Quindi, diciamo, l'input, il punto iniziale è l'idea che si trasforma in obiettivo, scritto, l'obiettivo che si trasforma in risultato atteso, quindi riformulato visualizzandosi là dove l'obiettivo è stato raggiunto, e poi gli step intermedi, uno dopo l'altro, che sono quelli che mi porteranno dal punto in cui io ero quando ho formulato l'obiettivo al punto in cui io sono quando ho raggiunto il risultato atteso. La tecnica poi si rifà anche
ha un diciamo, modo di dire, un gioco di parole, che è il chi fa cosa, come, quando, perché. In genere ci si ferma al chi fa solo cosa, come, quando. A me piace aggiungere il perché, adesso spieghiamo anche qual è il motivo. Allora, qua abbiamo il concetto di responsabilità. Quindi per ogni azione, per ogni cosa, per ogni passo, per ogni risultato chiave, milestone, step intermedio, che mi aiuta a raggiungere il risultato atteso, io devo avere qualcuno che si assume la responsabilità, quindi è owner di quel task. E posso essere io, ovviamente se è un qualcosa che riguarda soltanto me, posso essere anche soltanto io, oppure può essere anche qualcun altro all'interno del team. Poi c'è una definizione precisa del cosa va fatto, quindi l'identificazione specifica dell'azione, del task, ma anche del come questo qualcosa viene fatta, quindi con che risorse, con che strumenti, con che modelli, con che sequenza di attività basata su che processi, utilizzando che competenze anche di qualcun altro. Quindi la responsabilità, l'azione e il come quell'azione viene compiuta. Poi c'è il tempo, quindi la sequenza temporale e anche delle date. Ci possono essere delle precise scadenze e il perché, che è il motivo per cui questa cosa viene fatta in funzione dell'obiettivo finale. Io nel momento stesso in cui chiedo a qualcuno di fare qualcosa, devo dirgli anche che ruolo ha lui nel raggiungimento dell'obiettivo finale. Questo dà le idee chiare sul motivo per cui devono essere fatte le cose, sul come devono essere fatte le cose e dà anche la possibilità, conoscendo il risultato finale atteso, di potersi in qualche modo mettere in gioco per eccedere, per fare anche quel qualcosina in più che crea valore per tutti, per tutto il processo e tutto il piano d'azione. E questa cosa, che forse fino adesso può sembrare un pochino di teoria, viene in maniera estremamente elementare riproposta in uno schema che può essere un file Excel, un foglio con delle righe, dei quadretti, delle colonne, dove io vado a mettere la cosa che viene fatta, il come, quindi gli strumenti, le competenze, le modalità in cui questa cosa, questo task deve essere svolto, chi ha la responsabilità che questo task venga svolto in quel modo entro quanto tempo, entro quando questo task viene svolto. E anche il motivo, il ruolo, il perché questo task è importante per raggiungere il risultato atteso. L'ultima colonna è quella dei fattori critici di successo, delle interferenze, di quelle cose che possono in qualche modo interferire e che possono entrare in gioco nell'ambito del nostro processo di esecuzione del piano d'azione e che possono o rallentare o accelerare o rendere più complesso o rendere più facile il raggiungimento dell'obiettivo facendo quel task specifico. Ecco, può sembrare un esercizio un pochino teorico, ma il mio invito è in funzione di quello di cui abbiamo parlato, quindi dell'idea che vi è venuta, che avete intuito analizzando il vostro modello di business, su quello che potrebbe essere necessario, possibile fare per introdurre innovazione in quello che state facendo, e vi ricordo l'innovazione porta dei benefici, se no non è innovazione, è una cosa aggiuntiva e probabilmente anche inutile. Quindi l'innovazione in ciò che voi state facendo è importante. Come si fa a metterla a terra? Perfetto. Dall'idea si formula un obiettivo, si riscrive come risultato atteso e poi si vanno a formulare i passi operativi andando a identificare, immaginando proprio la tecnica dello scalatore, quindi comunque l'ascesa alla vetta, andando a identificare le cose che passo passo devono essere fatte. Il chi fa, cosa, come, quando e perché. E quindi magari potremmo fare un esempio partendo dalla nostra libreria esempio e dai nuovi servizi che vogliono essere dedicati al target genitori. Allora, come diciamo che l'obiettivo generale, uno degli obiettivi generali immaginati è quello di generare un settore dedicato specificatamente alle mamme, ok? E quindi dobbiamo immaginare il risultato atteso rispetto a questo obiettivo.
Certo. Quindi faccio come avevi detto te, no? Chiudete gli occhi e immaginate che cosa sarà reale quando noi avremo raggiunto quell'obiettivo. Quindi entro la mattina in cui tutto funziona, entro in libreria e che cosa vedo? Vedo uno spazio dedicato alle mamme, dove sono stati scelti tutti gli oggetti, i libri, secondo dei criteri che sono legati a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto rispetto ai benefici che i genitori cercano in una libreria, con anche una cartellonistica che identifichi, che gli renda facile l'identificazione di quello spazio come dedicato a loro. E cos'altro? Per esempio la possibilità di cambiare questo spazio, gli oggetti e i libri che ci stanno dentro almeno una volta a settimana, in modo che le mamme continuino a frequentare la mia libreria e trovino di volta in volta delle cose Delle nuove, novità. delle novità. Ecco, noi abbiamo descritto in questo momento un qualcosa abbastanza semplice che probabilmente in maniera abbastanza istintiva tutti voi sareste in grado di realizzare. È ovvio che questo è un metodo che porta benefici anche sulle cose semplici e che se applicato sulle cose semplici poi vi aiuta ad allenarvi anche sulle cose un pochino più complesse. Ma se è fatto in questo modo aiuta anche a non perdersi dei dettagli e dei pezzi per strada. Perché? Perché nel momento stesso in cui voi visualizzate e scrivete nero su bianco quello che sarà successo una volta aver centrato il vostro obiettivo, rileggendo questa cosa, voi probabilmente, molto probabilmente, anzi mi viene da dire quasi sicuramente, sarete in grado di identificare eventuali mancanze, perché rileggendolo, riguardandolo mentre lo leggete, rivisualizzandolo mentre lo leggete, vi salteranno agli occhi delle mancanze, delle lacune, qualcosa che può essere messo anche a posto. Per esempio, il primo risultato chiave che mi viene in mente rispetto a un obiettivo o a comunque un risultato atteso del genere, è individuare i giusti criteri di scelta dei libri e degli oggetti da dedicare ai genitori in quello specifico settore. Ecco, perché servono dei criteri di scelta? Questa è un'altra cosa importante, perché così come per un genitore l'avere un po' di tempo per se stesso è importante, anche per un libraio è importante, magari anche perché il libraio è esso stesso un genitore. Cosa vuol dire avere dei criteri definiti? Vuol dire avere degli standard definiti e avere in mano qualcosa che consente a chiunque del team di essere parte in causa proattiva, propositiva. Cioè, una volta che abbiamo definito delle cose da fare in maniera standard, codificata, chiunque può farlo. E paradossalmente anche l'ultimo arrivato. Anche perché immagino che questi risultati chiave devono essere collegati a tutto quello che abbiamo fatto nel business plan, quindi devono essere collegati ai benefici che vogliamo dare e quelli non devono rimanere parole, devono diventare scelte e i criteri ci aiutano a fare queste scelte. Assolutamente. Poi abbiamo detto che questo settore deve essere rinnovato settimanalmente e quindi anche questa è un'attività che va organizzata, pianificata messa in agenda. Messa in agenda, ci deve essere qualcuno che ha la responsabilità di farlo, deve avere dei tempi specifici per farlo, delle modalità, devono essere specificati tutti i dettagli che prima Giovanni ci ha raccontato. Poi abbiamo detto che questo spazio deve essere facilmente riconoscibile dal nostro target, dal target per il quale l'abbiamo pensato e quindi ci sarà un'attività di comunicazione cartellonistica, piuttosto che anche stimoli per esempio a dare suggerimenti, qualcosa che aiuti il nostro target a riconoscere quella proposta di valore come rivolta a loro, che li richiami. E poi potremmo proprio in questa fase individuare come risultato chiave, anche decidere come risultato chiave come accogliere le mamme quando entrano nella nostra libreria e vogliamo che sappiano con chiarezza che a loro è dedicata una parte della nostra attività. Ecco,
l'elenco dei risultati chiave sono di fatto delle attività concrete. E se voi ripensate a quelle che erano le attività chiave che abbiamo messo sul nostro tabellone del Business Model Canvas, ritrovate, io mi ricordo la prima era comunicazione. Sì. La comunicazione la ritroviamo, era l'organizzazione delle attività e qua la ritroviamo. Ok? Quindi una volta definito l'obiettivo, che può essere anche più specifico, misurabile, ambizioso, ragionevole, raggiungibile, correlato al tempo, ecologico e responsabile, però può essere anche ancora una dichiarazione. Il risultato atteso inizia ad avere concretezza. I risultati chiave sono ciò che portano al risultato atteso. E questo che abbiamo appena detto viene in qualche modo poi riscritto in maniera ordinata, quindi separando l'azione, quindi il cosa, identificando il come deve essere fatto, il chi ha la responsabilità di fare questa cosa qua, il quando, quindi entro quando, entro che data, il perché, qual è il fine e quali sono le interferenze o i fattori critici di successo. Ecco, non è un metodo rivoluzionario, non è un qualcosa che è dirompente nella vita di una libreria, è una serie di comportamenti, una serie di cose da fare in un particolare modo, in modo codificato all'interno di un team che crea poi delle routine, che crea delle abitudini e anche questo senza aver di fatto introdotto nessuno strumento particolarmente digitale o costoso, anche questo può essere interpretato come una innovazione per introdurre un'innovazione nell'offerta, nella proposta di valore e anche nei flussi dei ricavi, perché tutte queste cose qua generano nuovi ricavi per la libreria e per l'organizzazione. Anche perché considerate che se l'innovazione è faticosa da immaginare, è molto più faticosa da realizzare, perché significa appunto imporre a più persone, perché normalmente c'è un team, di comportarsi, cambiare alcune parti della propria attività. E se questo viene fatto in modo organizzato, dividendo i task in cose fattibili, e soprattutto collegando quel nuovo comportamento, quella nuova attività a un obiettivo chiaro, condiviso, scelto insieme, questo è un modo per non far fallire l'innovazione, perché a volte l'innovazione fallisce proprio nell'attuazione. E invece dobbiamo riuscire a essere bravi e imparare a cambiare, a lasciare la nostra comfort zone, consentire ai nostri collaboratori, soci, dipendenti di lasciare la loro comfort zone per acquisire nuovi comportamenti più legati a un beneficio reale che stiamo proponendo. Volendo essere concreti, molto concreti, l'esercizio da fare alla fine di questo video è questo. Ripartiamo dallo schema del Business Model Canvas su cui avete lavorato fino ad oggi. Mettiamolo davanti, mettetevelo davanti e chiedetevi su cosa devo intervenire quanto prima, in funzione di tutto quello che abbiamo visto. Dove vedo il senso d'urgenza di fare qualcosa, introdurre innovazione. Ecco, il primo passo è, partendo dall'idea, da quello che vi viene dal vostro Business Model Canvas, scrivete l'obiettivo e riformulatelo sotto forma di risultato atteso. Quindi ciò che sarà successo, chiudete gli occhi e visualizzate, ciò che sarà successo quando avrete finalmente raggiunto quell'obiettivo. Una volta che avete scritto l'obiettivo e il risultato atteso, il passo successivo è, anche con la tecnica dello scalatore, se può esservi utile, andate a dettagliare le cose da fare secondo lo schema del chi fa, cosa, come, quando e perché. Lo potete fare su una cosa o su più d'una. Ovviamente il suggerimento che diamo sempre è partite da una cosa semplice e poi avventuratevi anche nelle cose un po' più complesse. È facile? Forse sembra facile, ma non lo è. Verrà bene al primo colpo? Probabilmente sì, se ci metterete impegno, determinazione e se coinvolgerete il team e le giuste persone che pensate possano partecipare
a questa sfida, ma probabilmente anche no, nel senso che difficilmente al primo colpo viene tutto bene e quindi bisogna affinare, riprovare, magari rivedere il video dopo aver provato la prima volta, magari aumentandolo anche un pochino per vederlo più velocemente o saltando qua e là e riprovarci, perché applicando questi concetti, che ripeto sono concetti abbastanza semplici, ripeto, le 4 regole dell'execution e strategia OKR sono i 2 libri che mi hanno un po' ispirato in questa sintesi, potete arrivare realmente a trasformare delle idee in azione, delle azioni in risultati. Manca l'ultimo video, il 12°, ovvero il prossimo, nel quale si parlerà di validazione e analisi SWOT, che non è una parolaccia ma un acronimo, ve lo racconteremo qui nel prossimo video. A presto!